Vince 3-0 la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, che ha affrontato al Palavignola la Saugella Team Monza. Una partita, un match molto equilibrato che ha visto la prima vittoria del team di coach Giuseppe Cuccarini. Il primo set parte bene per Monza, che va subito 4-2 sfruttando le disattenzioni della difesa di casa. Poi subito grandissimo equilibrio con Gray sugli scudi, con una buonissima doppia fase tra attacco e difesa. Si continua però punto a punto con il pari fino al 19-19 della solita Gray e le prime sorprese di formazione di coach Cuccarini, che getta nella mischia anche Alessia Ameri. Ancora punto a punto con il check che fa da protagonista nell'ultima parte del primo set, che termina persino ai vantaggi dopo il 24 pari. Infatti la chiude Aurea Cruz per il 26-24. Ancora tantissimo equilibrio anche nel secondo set, con Serena Ortolani che sale sugli scudi, sale in cattedra per Saugella Monza. Prima il 3-2 delle padrone di casa, poi il 3-3 con un break positivo della Cruz che indovina vari ace. Ancora il momento positivo poi delle ospiti, che conquistano persino il 18-12, e si prosegue ancora con grandissimo equilibrio, con il pari di Caserta che indovina il break momentaneo. Ancora il 23-22 per le padrone di casa e il 24-22 che consacra Caserta verso la chiusura positiva del secondo set, con il bellissimo abbraccio tra Alessia Ghilardi e Aurea Cruz per il 25-22. Molto equilibrio anche nel terzo set, con la Saugella Monza che dimostra tutta la sua grandissima esperienza nel recuperare il gap importante nei momenti più difficili. Si parte bene per le ospiti con il 3-2, subito la chiamata del video check di coach Cuccarini, poi l'ace di Gray ed ancora il nuovo pari del 6-6 con la nuova entrata Florty Miners, bravissima in tutte le fasi del gioco. Ancora 13-10 con Gray dal braccio caldissimo, e poi la volata della Golden Tulip verso il finale di set con il gran diagonale del 22-18 per Ramat Al-Hassan e Marta Bekis che la alza perfettamente per il 25-18, che chiude così la contesa del match. Grandissimo entusiasmo quindi al Palavignola per la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, che trova la prima vittoria stagionale, i primi 3 punti di questo campionato contro la blasonatissima Saugella Monza, che apre così una piccola crisi per le ragazze di coach Dagioni, ferme a 4 punti.